2.250.000 € il valore dell'opera finanziata a Caorle strategica per il litorale, che ha come obiettivo la messa in sicurezza della costa. Un intervento che rientra nell'ambito di una serie di opere che riguarda tutto il litorale veneto e che avrà ricadute positive anche sul comparto turistico della regione. Lo afferma l'assessore regionale al dissesto idrogeologico Giampaolo Bottacin durante il sopralluogo per verificare i lavori di ripascimento dell'arenile realizzati dal Genio Civile di Venezia, completati prima dell'avvio della stagione turistica estiva. L'intervento ha permesso di conservare la linea di battigia preesistente, consolidando l'arenile sommerso. Attraverso la realizzazione di nuovi pennelli a mare si è potuto favorire il deposito naturale di sedimenti sabbiosi e proteggere così la spiaggia di Ponente dall'azione erosiva delle recenti mareggiate. Demoliti i vecchi pennelli e realizzati 4 nuovi pennelli in roccia posizionati nella parte più orientale della spiaggia di Ponente, in aggiunta a un ripascimento manutentivo e al posizionamento di un geotubo longitudinale sul corpo dei nuovi pennelli, così da consolidare le testate e trattenere ulteriormente le sabbie movimentate dalle mareggiate, riducendo così l'erosione del litorale. Realizzato anche un pennello conformato a uncino a protezione del punto di maggiore incidenza erosiva in corrispondenza del termine della scogliera preesistente. Befed, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata Valle Spluga, e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Befed. Befed, presso il parco commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua.